Eccoci qua, ultimi 100 metri. Dai che stiamo arrivando. Vedo la meta in lontananza. Vedo anche un cartello dei vigili, quindi c'è un autovelox da qualche parte. Occhio Diego, E vedo anche una barca che tenta di travolgermi, o forse vuole solo darmi un passaggio. Dai, forza, caveve, che devo passare, dai, forza. Ed eccoci qua, arrivati a Roncade, Treviso. Signori e signori, siamo arrivati a Treviso. Quindi il nostro viaggio finisce qui. Padova, Treviso. E grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo nella prossima avventura. Ebbene sì, se siete stati attenti era uno scherzo. Noi stiamo andando ancora sempre a Caorle, questo è il terzo episodio che facciamo per arrivare a sta benedetta destinazione. Sembra impossibile arrivarci, almeno dagli episodi, perché miseria nel terzo. Ok, sempre qui. Allora, qui stiamo passando eccolo qua il cartello, Porte Grandi. E se fossero piccole? Vi assicuro che qui ci sono dei paesi che il primo è anche l'ultimo cittadino, perché hanno una casa, un'insegna e basta. Mosile sul Piave, ci stiamo avvicinando. Questa volta però non passiamo per il centro cittadino perché sapete è un po' troppo incasinato. Già qua vedete il traffico che si congestiona. E quindi vorrei evitare proprio di passare il centro cittadino, anche perché se non sbaglio oggi domenica c'è il mercato, quindi non ho voglia proprio di passarci. Allora, dunque inseguiamo questa colonna di macchine che si ferma in continuazione e quindi il sogno di tutti i ciclisti poterle sorpassare in continuazione. Il traffico marameo, avevo da passare, eccoci. E io, guardate quanto traffico, e io passo tutti. Allora, quello che possiamo ammirare sulla mia destra è che tra poco Diego dovrebbe inquadrarci, eccolo qua, è l'ecosistema del taglio del Sile, in pratica quello dove tutto il traffico e tutte le macchine tentano di mandarmi, visto che non mi lasciano lo spazio per passare, lo spazio vitale, però non ci riescono con scarsi risultati. Bene, quindi continuiamo. Questo è il fiume Piave Vecchia che stiamo andando a sorpassare per entrare a Caposile, tra poco l'insegna del paese sul campo del ponte, e sempre di più ci stiamo avvicinando a Caorle, però prima ovviamente dovremo passare anche per Eraclea. Qua ricordiamo che siamo ancora sulle località del Piave, quindi pedalata dopo pedalata, albero dopo albero, in questi viali che sono tutti uguali in pratica. Anche per andare quella volta a Bibione c'era pieno di viali alberati, non che mi lamenti, sono belli. Ed ecco qua, godetevi i paesaggi. Guarda che bello. Le immagini rendono tutto e continuiamo sulla nostra strada per Eraclea. Questa è la Camposile Eraclea. Allora siamo sulla strada giusta, mi sa, no? Sbaglio. E questo cartello cosa mi dice di bello? Che sono a San... no, io sono... allora che vuoi? E là ci stiamo avvicinando, dai, basta. Quindi, cosa dirvi? Beh, è un viaggio molto lungo perché vi ricordo che ero partito già da un bel pezzo. Quindi qua siamo quasi sulle 10 ore di viaggio, se non di più. E adesso facciamo questo bell'incrocio, dovrei andare a sinistra, Diego metti la freccia, che cos'è? E me la ricordo questa situazione, guarda quel cartello bianco. Ma io mi ricordo anche che su Google Earth, quella volta che mi sono informato cosa c'era scritto, Casa di Luna, ma che cazzo di cartello è? Ma per favore, per fortuna che... ma l'avevano che cazzo di cartello è? Un cartello che lasci bianco perché poi i bambini ci scrivono Casa di Luna col cuoricino, mamma mia. L'assessore che mette i cartelli, vabbè. Vai Diego, va. Allora, dicevamo, io sono un po' stanco perché sto percorrendo da ieri sera alle 9
E però la mia fatica sembra essere ripagata. Siamo appena entrati ad Eraclea, quindi sono contento e vediamo come si svolge la situazione. Buongiorno cavallino. E anche questo nella campagna più sperduta, solo strade statali e cavalli, allevamenti, cibo, volontà. Peccato che non sia lavorato. Dura mangiarsi le pannocchie, dura mangiarsi il grano allo stato vado. Però noi continuiamo con le poche riserve che abbiamo. Tra poco dovrei anche fare una pausa pranzo, che è quasi mezzogiorno, quindi c'è un po' di fame. Ma basta parlare di me. Ah, eccola qua la pausa. E te pareva. Palli del diavolo spuntano le corna. Va bene, continuiamo signori. Guardate che traffico, ma sempre traffico. Tutti al mare andate, ma signori, andate anche in montagna, andatevene da tutte le parti, ma non seguitemi. Apparete tutti degli stalker che volete andare tutti dove voglio andare io. E quindi ci avviciniamo a Eraclea Mare, che finalmente è una tappa praticamente attaccata, ma anche no, alla mia tappa finale, ovvero Caorle. E continuiamo su questi alberati di pini di mare, strada proprio perfetta, non c'è neanche un'increspatura sulla strada, praticamente andare sui sassi sarebbe una cosa più saggia. Porto Felice, e se io fossi triste? Vabbè, non commentiamo le insegne che sennò gli faccio pure pubblicità alla gente. Quindi, dopo di questo episodio, se volete vedervelo, ci saranno anche gli episodi da Caorle, che non c'entrano col viaggio, quindi non sono di on the road, ma sono dei vlog. I vlog ovviamente ve li carico prossimamente, sempre qui su Fisher Channel, però non sotto on the road. Ehi, dove vai? Dove corri? Oh, perché cavolo mi superi? Dai, corri che non sei uno che lancia la catena dietro la gente, non hai neanche il cartellino infrangente, giubbottino, quindi non puoi definirti quel tipo di persona, e tutti sanno chi è. Allora, continuiamo. Allora, adesso vediamo. Devo girare a sinistra, quindi sfidare il traffico della rotatoria. Fermati là tu con la polo. Via, ok, ce l'abbiamo fatta, sembra. Boom! Via. No dai, povero me, non mi auguro le sciagure, insomma. E quindi stop, fermati. Che ciclista educato. Ehi, tu con la macchinetta bella, fermo. Guarda che ti sorpasso, niente, è scappato. Ha paura di farsi sorpassare da me, ovviamente, perché io se spingo i miei cavalli, le mie ruote, posso fare anche 5.000 orari. E finalmente dall'inizio del viaggio ecco una ciclabile su una strada statale. Era ora che qualcuno ci pensasse, perché in effetti io mi sono un po' preso per il culo, perché tutti vanno per di qua e nessuno pensa che ci possono essere dei ciclisti che magari si fanno questa strada. Ma la fortuna dura poco e siamo di nuovo sulla stradata statale senza ciclabile. Che sai che novità. Tutti che corrono, dove corriamo tutti? Stiamo tutti a correre al mare per l'ultimo ombrellone? Volata finale, beh sì. Mezzogiorno quasi. Vediamo. Io dovrei essere a Eraclea intorno alle 11:30. Eraclea Mare, la vedo qua segnalata sul mio tabellone bellissimo. Un'altra ciclabile. Quindi con le immagini. Poi, dove corri? Ci portiamo e che mi dai la strada, mia. Allora, ci portiamo sulle ciclabili che costeggiano tutto il lungomare. Qua ci stanno i camping e appunto dopo il lungomare metti che saranno 200 metri da qui. Ma io devo andare fino alla mia tappa, non è che posso fermarmi al primo mare che capita, posso andare dal mare degli sconosciuti. Insomma. Quindi, affrontando questa rotatoria, secondo i miei bellissimi calcoli, dovrei essere arrivato alla tappa, o meglio dove io devo rimanere, perché sì, si arriva a Caorle con la fine del video,
perché la tappa finale è Caorle, ma sorpresa sorpresina, eccoci qua, io villeggio a Porto Santa Margherita, che non è Caorle. E vabbè, siamo attaccati. Basta prendere un battello, che non so neanche perché abbiano istituito un battello, visto che c'è anche un ponte, un battello che dura neanche 2 minuti, che ti porta da una parte all'altra dalla sponda, che costa pure, cioè non ho mica capito perché io devo pagare per farmi neanche 200 metri. Tanto vale che mi butta, tanto il prototipo c'ha l'iBag, si gonfia e facciamo catamarano, dai. Quindi continuiamo sulla mia strada rotatoria a 3 corsie, signori e signori. E questo perché si è fermato il rotatorio? Oh. Allora continuiamo, se riusciamo andiamo, dai, e con una certa lena, perché sennò qua non arriviamo mai. Siamo ancora qua, sulla strada, super strada. 11:40, siamo a Porto Santa Margherita, signore e signori. Sempre quello è il giorno, o meglio, no, perché noi siamo partiti la sera del giorno prima, quindi non è il giorno di partenza, è il giorno dopo. Ovviamente se avete seguito le vicende lo sapete, se non l'avete seguite vi lascio in descrizione i link delle altre, perché c'è un altro cartello di Porto Santa Margherita. Io ci sono già entrato, quante volte ci devo entrare. Dicevo, vi lascio in descrizione gli altri video. Se non avete altro da farvi che tagliarvi le vene, potete sempre guardarveli. Ammazza quanta gente, ecco dove stavano a correre tutti, a prendersi l'ultimo parcheggio. Hanno parcheggiato pure sopra il cordolo, li mortacci loro. Vabbè, tutti qua stanno. Mi sa che mi tocca trovarmi anche a me il posto. Ma qua siamo a Porto Santa Margherita, Diego, non è che devi andare subito a dormire, devi andare prima a terminare il viaggio, che ne dici? Quindi prenditi i tuoi baldi giovani e vai a terminare sta cavolo di meta, vai a fare meta, che devi arrivare a Caorle, signore. Quindi riprendiamo la nostra ciclabile, vai. 11:50 del 28. Siamo pronti? Giorno 28, siamo pronti per arrivare a sta Caorle. Oh, ma arriva sì o no Caorle? Devo aspettare pure. Eccola qua, Caorle, benvenuti a Caorle, signori e signori. Sorpassa sto cartello. Oh, siamo arrivati a Caorle. Quindi abbiamo quasi finito il nostro viaggio. Caorle, beh sì, è una bella cittadina, non c'è che le ciclabili ci sono. Easy Bike City. Sicuramente è una città che vive molto del turismo, lo si vede chiaramente, palesemente. E quindi vabbè, chi è qui? Guardate, mamma mia, con tutta sta fretta c'è sta gente. Oh, caveve che va a passare mica col prototipo. E vediamo che c'hanno i fiori, c'hanno un guardrail addobbato con i fiori. Ah, che carini. Dalla destra invece il porto, porticciolo qua, non mi paiono barche commerciali. E questa Caorle di sera con i baldi giovani che ci scortano. Non ci scortano perché non riescono neanche a farsi strada tra tanta gente che c'è, ma vabbè. Sì, Caorle di sera con tutti i turisti si anima. E qui la festa? Non lo so, andiamo a scoprirlo. Se volete scoprirlo anche voi, recatevi a Caorle, il posto c'è. Guardate che bella vista. Questo è il lungomare di Caorle, con la chiesetta. Mentre quella che vedete là in fondo, indovinate cos'è? Bibbione, ovvero la tappa dell'anno precedente. Come sono vicine? Insomma, non troppo, Ricordatevi, sì, vedo le luci, ma c'è un bel po' di strada ancora da fare per arrivare fin là. Non vi preoccupate, forse si ripeterà la cosa? Non lo so. Qui in laguna siamo. Chi è quello? Un cigno che mi osserva palesemente. E con queste immagini possiamo quasi darci la rivederci con questi straordinari tramonti che ci possono regalare qui a Caorle. Quindi possiamo tornare finalmente alla nostra tappa di Porto Santa Margherita per andare a letto.
Eccoci qua, dopo quasi circa 200 km abbiamo finito finalmente anche questa stratosferica avventura qui arrivati a Caorle. Siamo a Porto Santa Margherita, dove siamo stati per 3 giorni in compagnia dei nostri super Giacomo e Andrea T, che ci hanno accompagnato. Io non vedo durante la notte, però vedo ombre. Ok, sono abbagliato da questa telecamera immane. Adesso sono le 3 quasi di notte, vabbè, non c'entra col viaggio ovviamente, che qua siamo già un po' più avanti, ci siamo già riposati, rifocillati. Comunque, se volete rivedere tutto questo viaggio e ulteriori informazioni, www.swishammerchannel/Google Sites, oppure qui in descrizione. Bene, se sei stato così tanto bravo da guardarti fino alla fine di questo video, ti meriti un premio. Quindi se volete vedere questo e altri episodi, vi consiglio sì di rimanere sempre su On The Road di Swishammer Channel, ma potete anche passare sul canale di Ciclista Italiano, che è sempre un altro canale che fa come me, andare in giro a zondo, senza meta, senza premura. Va bene, io con questo ho concluso, grazie per aver seguito tutti e 3 gli episodi, noi ci rivediamo sempre qui, sempre su Swishammer Channel, grazie per averci seguito.